Da lunedì, nei giorni feriali, il gruppo AVM ACTV e il Comune di Venezia hanno deciso, nelle fasce orarie di maggior afflusso, di ripristinare alcune corse della linea 6 tra Lido e Piazzale Roma e della linea 3 che collega Murano a Piazzale Roma. La soddisfazione dell'assessore comunale alle partecipate, Michele Zuin. Manca il turismo a Venezia e questo ha provocato grossissimi danni, oltre che a tutte le attività, anche ai bilanci delle società partecipate. Prime tra queste in AVM, perché manca completamente la vendita di tutti i titoli di viaggio ai turisti e che permettevano di mantenere un livello di servizi altissimo, altissimo in tutta quanta la città. Nonostante questo si cerca sempre di migliorare, di dare il miglior servizio possibile ai cittadini. Una settimana fa, quando il Veneto e Venezia sono state classificate in zona arancione per la pandemia, alcuni servizi erano stati tolti. Dopo 4 giorni di monitoraggio da parte di ACTV, senza le linee 3 e 6, la decisione di un parziale ripristino. Nello specifico sono state nuovamente inserite in orario 2 corse dirette tra Murano e Piazzale Roma, più altrettante nella direzione inversa, 5 della linea 6 tra Lido e Piazzale Roma e 4 in senso opposto. Metterle di nuovo a disposizione degli utenti con degli orari alla mattina e alla sera. Pensiamo di aver fatto una buona cosa e soprattutto di venire sempre incontro alle esigenze dei nostri cittadini e residenti.